Andiamo avanti con il giornale, apriamo il capitolo, la pagina dedicato alla sanità con il primo ospite. Abbiamo con noi il dottor Giovanni Del Ben, al quale facciamo gli auguri visto che anche oggi è il suo compleanno. Grazie. Di cosa parliamo quest'oggi? Allora, parliamo ovviamente del 31 luglio in qualche modo. 36 anni fa la politica sanitaria pordenonese aveva elaborato una proposta per dare risposta all'assistenza ai malati di tumore. All'epoca una malattia che era sempre più frequente, che era curabile e che aveva trovato presso l'ospedale di Pordenone già il primo reparto di oncologia con la radioterapia. La visione di questo progetto, che adesso vediamo, non era ristretta a Pordenone, ma prefigurava un centro oncologico regionale, secondo lo schema hub-and-spoke, rappresentato come da una ruota con il mozzo centrale raccordato alle strutture periferiche. Sull'immagine che vedete, quel H bianco su campo rosso dell'ospedale e quella ruota alla vostra destra è un po' il modello hub-and-spoke che adesso sta andando sempre più di moda. Ad ogni modo, dopo di allora sono successe tante cose positive che hanno portato all'attivazione del centro di riferimento oncologico ad Aviano. 23 anni fa, proprio come oggi il 31 luglio, e per questo dottor Liberti ne abbiamo parlato, i ministri in realtà della salute e dei beni e della cultura hanno firmato un decreto interministeriale che riconosceva a quel centro oncologico la qualifica di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico in campo oncologico, praticamente un centro tumori nazionale finalmente ad Aviano. Nel 2003, 10 anni fa, vi fu una nuova riforma degli IRCS, ancora istituti scientifici ma sempre più orientati all'alta qualità dell'assistenza, alla ricerca traslazionale, nonché all'alta formazione nel Servizio Sanitario Nazionale. Il CRO aveva opportunità e forze per spiccare il volo, ma, e non interessa neanche sapere perché, il piano regionale per l'oncologia, che contiene le regole del gioco e praticamente il sistema operativo per gli appassionati di informatica, è rimasto quello del 1998. Purtroppo, ma se volete possiamo anche parlarne del perché, da allora non c'è stato un aggiornamento nella pianificazione regionale nel campo oncologico, adatta questa nuova pianificazione a valorizzare il CRO di Aviano nel suo ruolo di hub, di centro di mozzo in regione. Per andare avanti sulla metafora dell'informatica siamo ancora fermi al Windows 98, sistema operativo obsoleto, troppo lento, per il quale non si trovano nuovi programmi e che è fatto girare da macchine per le quali non ci sono più i pezzi di ricambio. I servizi di diagnosi e cura, di ricerca e formazione in campo oncologico sono argomenti assolutamente prioritari ai quali speriamo la nostra regione possa dare nuove progettualità, l'energia per far volare il gabbiano. Grazie quindi al dottor Giovanni Del Ben.